Bene, siamo giunti a un altro evento clou della serata. Infatti a brevissimo avremo l'estrazione dei numeri del campionato europeo. Ricordiamo, in programma sabato 5 settembre. L'estrazione avverrà alla presenza del presidente di giuria Gabriele Graziani. Invito a salire sul palco anche i driver Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, Roberto Andreghetti, Maurizio Cheli, e ovviamente per l'estrazione ci avvarremo dell'aiuto di Walter Cesaron, ricordiamo responsabile dell'ufficio tecnico di Ippogroup Cesenate. Quindi come sempre estrarremo i numeri, diremo il nome del cavallo e poi chiedo gentilmente alla regia di mettere la grafica in sovraimpressione, così la potrete vedere nel maxi schermo in diretta. Quindi direi di procedere. Quindi estraiamo per Deimos Racing, che sarà guidato da Roberto Andreghetti. Allora, il primo cavallo al quale assegneremo il sorteggio è Deimos Racing, che sarà guidato da Roberto Andreghetti e che correrà la prima delle due manche, la prima con il numero 12, la seconda con il numero 1, Deimos Racing. Quindi 12 e 1. Proseguiamo con Vernissage Griff. Prego qualche istante. Correrà la prima delle due manche del campionato europeo con il numero 4. E chiaramente la somma delle due partecipazioni è 13, quindi 1 più 12, 13, 4 più 9, 13. La seconda con il numero 9. Vernissage Griff, 4. Alessandro Gocciadoro. Proseguiamo con Zania B. Zania B correrà la prima con il numero 8, la guiderà il suo proprietario Mauro Biasuzzi, e correrà la seconda con il numero 5. Proseguiamo con Chief Orlando, prego Walter, e proseguiamo appunto con l'estrazione. Chief Orlando, Scuderia Santese, correrà la prima con il numero 11, la seconda con il numero 2. Proseguiamo con Stepping Space Boy. Sempre Chief Orlando, Training Gennaro Casillo, guida Enrico Bellei. Enrico Bellei. Scuderia Santese anche per... Ricordiamo Stepping Space Boy, guida Antonio Di Nardo. Il 7 alla prima e il 6 alla seconda. Quindi 7 alla prima, 6 alla seconda. Proseguiamo con Arazzi Bocco, con Andrea Farolfi. Arazzi Bocco il 2 alla prima e il numero 11 alla seconda. 2 e 1. E sarà guidato da Andrea Farolfi. Il training è della scuderia della società d'allenamento Alessandro Gocciadoro. Proseguiamo con Zlatan Giampaolo Minnucci in sediolo. Questo è il numero 9 per la prima e quindi il numero 4 per la seconda. Società d'allenamento Gocciadoro, guida di Giampaolo Minnucci per Zlatan. Esatto. Poi Visa AS, guida Federico Esposito.
Visa S, Federico Esposito, società d'allenamento Goccia d'Oro, il 5 alla prima, il numero 8 alla seconda. Proseguiamo con Probo OP. Probo OP, Chiaramente faremo riepilogo. Eddie Moni al training, la guida verrà concordata alla definizione della dichiarazione dei partenti, quindi lunedì. Il numero 6 alla prima e il numero 7 alla seconda. Proseguiamo con UCA, guida René Legati. René Legati, società d'allenamento Goccia d'Oro, scuderia Indal, numero 1 alla prima e numero 12 alla seconda. Proseguiamo con Zaffiro Top, guida Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata. 10 e 3. Donatello Sisu. 3 e 10. Maurizio Cheli per Donatello Sisu. Prima di concludere chiedo a Walter Cesaron se vogliamo fare un riepilogo, anche se vedrete ovviamente anche sul maxi schermo, quindi se vogliamo riepilogare le guide, i driver e ovviamente i numeri che sono stati estratti questa sera. Allora, la prima prova del campionato europeo, UAUCA al numero 1, René Legati, con il numero 2 Razzi Bocco, Andrea Farolfi, con il numero 3 Donatello Sisu, Maurizio Cheli, con il numero 4 Vernissage Griff, Alessandro Goccia d'Oro, il 5 Visa AS, Federico Esposito, il 6 Probo OP, 7 Stepping Space Boy, Antonio Di Nardo, 8 Zania B, Maurizio Biasuzzi, il 9 Zlatan Giampaolo Minnucci, il 10 Zaffiro Top, Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata, l'11 Chief Orlando Enrico Berlei e il 12 Deimos Racing Roberto Andreghetti. Naturalmente la seconda prova vedrà con il numero 1 Deimos Racing, con il numero 2 Chief Orlando, il 3 Zaffiro Top, il 4 Zlatan, il numero 5 per Zania B ed il 6 per Stepping Space Boy, 7 Probo OP, l'8 Visa AS, il 9 Vernissage Griff, il 10 Donatello Sisu, l'11 Arazzi Bocco ed il numero 12 UCA. Ci vediamo sabato 5 settembre per la disputa del campionato europeo Trofeo Orogel. Buonasera a tutti, grazie. Buona serata, io ringrazio il presidente di giuria Gabriele Graziani, Walter Cesaron, ricordiamo direttore dell'ufficio tecnico di Pogroup Cesenate, e i driver che sono intervenuti, Roberto Andreghetti, Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata e Maurizio Cheli. Quindi dal palco è tutto, come detto potete rivedere tutta la grafica sul nostro maxi schermo.